Amici, ci troviamo nella zona di via Milano a Cagliari, una delle aree più trafficate della città, a 2 passi dalla Basilica di Bonaria. Il viottolo che vedete alle mie spalle è un viottolo che sorge tra una palazzina privata ed un grande cortile pubblico abbandonato. Cercheremo di capire cosa effettivamente sta accadendo nelle cavità sotterranee della zona. Secondo un giornalista, Alessandro Congia, sarebbero presenti ogni notte i cosiddetti satanisti moderni. Andiamo nella Cagliari sotterranea. Allora Marcello, come accennavamo, ci troviamo a poche centinaia di metri lineari da Bonaria. Siamo in via Ravenna, una traversa di via Milano, la centralissima via Milano. Ci hanno segnalato più volte, mi avevano segnalato anche i residenti di questi condomini, la presenza di persone poco raccomandabili che frequentavano questo luogo. Ricordiamo, questo è uno dei tanti siti impreziositi proprio storicamente, anche perché erano dei rifugi durante il periodo bellico. Le persone quindi venivano qua, si nascondevano per via appunto dei bombardamenti, delle bombe. Però chiaramente adesso andremo anche a individuare, a vedere proprio delle zone frequentate da queste persone che poco hanno a che fare, ribadiamo, proprio con, a mio avviso, la legalità. Probabilmente riti satanici, delle persone che chiaramente frequentando questi luoghi hanno anche fatto delle scritte sui muri abbastanza particolari e meticolose, quindi adesso andremo proprio a verificare questo. Questo tunnel che noi andremo a conoscere è stato costruito nella seconda guerra mondiale, perciò nel nostro periodo bellico, quello veramente più truce, soprattutto per far passare i carburanti per le truppe e per i mezzi. Beh, a me viene un po' da ridere perché mi viene difficile pensare che ancora oggi c'è chi si cala nelle cavità sotterranee di qualsiasi città italiana per inneggiare al demonio, insomma, per cercare le cosiddette emozioni forti, le cosiddette religiosità non tradizionali. Insomma, proveremo ad offrirvi un lungo documentario, perlomeno un dossier, è bene addentrarci nelle viscere della terra. Questo è un lunghissimo tunnel sotterraneo, è un ambiente molto umido. Troviamo tracce di bottiglie, le tracce lasciate dall'acqua che si è ritirata nel corso del tempo. Sul lato destro una stanza che sembrerebbe un vecchio serbatoio d'acqua, un serbatoio grandissimo, all'interno del quale troviamo... Le tracce, guarda. Cosa sono secondo te? Dei sedili questi rudimentali, no? Una scritta infinito. Proviamo ad accedere. Le scalette sono state ricavate, possiamo osservare, con 4-5 blocchetti di cemento e su questo lato, disposti in cerchio, in un ambiente umidissimo, troviamo una sorta di altarino. Ti faccio luce se tu vuoi scendere perché È tutto traballante. sì, è tutto traballante. Qui troviamo un altarino, dell'acqua che scorre qui, vedi tracce di cera fusa. Nella seconda guerra mondiale come rifugi antiaerei, negli anni 50 come case di fortuna, fino ad oggi con i satanisti. Quello cos'è? Chinotto? E chinopoli?